Buonasera da Sportisti da Pietro Piazza, complimenti a mister Grimaudo, settima vittoria di fila per il Lascari Cefalù, la marcia prosegue, la squadra è sempre più vicina alla zona, al playoff. Qual è l'obiettivo del Lascari Cefalù arrivato a questo punto della stagione? No, ma io come ho sempre detto, diciamo che l'obiettivo noi lo fissiamo sempre domenica dopo domenica. Sicuramente oggi ci giocavamo il terzo posto con Castelbuono, è stata una doppia vittoria perché vincere contro un'ottima squadra con Castelbuono per noi è stato fondamentale. Perciò ora siamo terzi da soli, però non dimentichiamo che ci sono ancora altre 4 partite da giocare e non abbiamo fatto niente perché diciamo tutto quello che adesso questa grande vittoria che abbiamo fatto la dobbiamo cercare di fare altre vittorie per tenerci ben stretto il terzo posto e magari anche il secondo. Noi puntiamo a tutto ormai. Infatti adesso l'Aspre ormai è nel mirino. Ma però in questo momento è normale che noi, te l'ho detto, giochiamo domenica dopo domenica e non ci fissiamo obiettivi, è normale, siamo qua, siamo al terzo posto, però dobbiamo ancora affrontare altre squadre che domenica prossima c'è Casteldaccia che lotta per la salvezza, perciò non è ancora finita. Da segnalare la reazione di Mocciolo all'uscita dal campo, questo dimostra la voglia del ragazzo, di tutta la squadra di lottare. Io lo conosco, Danny è un ragazzo che è normale, vuole fare gol, in quel momento voleva dare qualcos'altro alla squadra, però è normale che i cambi si accettano, infatti alla fine della partita mi ha chiesto scusa perché non è il suo comportamento questo, però lo capisco perché tutti vogliono giocare, insomma, soprattutto una partita di questo genere. Complimenti. Poi Danny è un grande giocatore. Complimenti ancora al mister. Grazie. E buona giornata. Buonasera al presidente Polizzotto e all'avvocato Nicchi. Una dichiarazione post match dopo la vittoria splendida dell'Ascari Cefalù nel derby contro il super giovane Castelbuono. Oggi è stata non una partita, ma la partita, perché i ragazzi erano carichi da sempre, aspettavano questo incontro per annullare la sconfitta che abbiamo avuto a Castelbuono nell'andata. Il mister poi ci ha trasmesso quella tranquillità, serenità, quella consapevolezza delle nostre forze, delle forze dei giocatori che partita dopo partita hanno veramente dato tutto in campo. Oggi hanno lottato su ogni pallone, hanno vinto meritatamente e io mi congratulo sia con tutti i giocatori, sia con il mister, sia con tutta la dirigenza, perché è un gruppo ben affiatato che sta valorizzando il nostro territorio che è la base principale del nostro progetto. È un grazie agli amici di Castelbuono e oggi la partita è andata benissimo sia sugli spalti sia in campo, una partita maschia ma corretta sotto ogni punto di vista. Una cornice di pubblico grazie al presidente Vaccaro e al mister Marandà, una cornice di pubblico eccezionale, circa 800 persone in tribuna, bello veramente, bello. Grazie mille.